Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, oggi siamo in versione salute ed è martedì, una giornata particolare oggi perché siamo in compagnia del dottor Giuseppe Minniti, direttore facente funzione della unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Come sempre vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 16 26 798, se avete dei quesiti, avete dei dubbi, delle perplessità, abbiamo qui il nostro dottore, il dottor Giuseppe Minniti, che vi darà delle risposte per quanto possibile. Vi ricordo anche che siamo su Facebook e quindi se volete postare siamo a disposizione sempre con il nostro esperto per parlare di tutto ciò che riguarda patologie cardiache e conseguente intervento. Allora dottore, buongiorno, ben arrivato. Lei è cardiochirurgo, intanto oggi parliamo di cuore, sì. Anche con un cognome così, cuore e sicurezza viene in un attimo, giusto? È vero. Certo. Senta, lei si applica in un settore molto complicato agli occhi di noi profani, che è la cardiochirurgia, perché mentre insomma sentiamo parlare del cardiologo, del cardiochirurgo magari sentiamo parlare un pochino meno, non noi vogliamo sentir parlare, no scherzo, però insomma è un settore un po' particolare il suo. Beh, allora, è la disciplina che si occupa del trattamento delle cardiopatie, del trattamento chirurgico di alcune delle cardiopatie che appunto possono essere risolte con il trattamento chirurgico. E tra queste cardiopatie ovviamente ci sono le cardiopatie legate ai problemi valvolari, alle patologie valvolari, sono cardiopatie legate al problema ischemico del cuore e cardiopatie legate alla dilatazione dell'aorta ascendente e alla patologia dell'aorta toracica. Quindi insomma diciamo la cardiochirurgia si occupa di alcuni settori specifici. Alcuni settori specifici, esattamente. Ed è una cosa importante da ricordare tra l'altro che nel mondo le malattie cardiache sono la principale causa di morte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 23 milioni di persone all'anno potrebbero morire o comunque hanno patologie anche silenti. E in Italia i disturbi del cuore e le malattie cerebrovascolari coinvolgono circa 600.000 persone, non sono poche, un morto su 3 è un morto per patologie cardiache. Poi rimaniamo sempre a bocca aperta quando vediamo grandi campioni sportivi morire così di colpo e ci chiediamo ma non era possibile saperlo, prevenirlo con tutte le cure e le visite che fanno questi? No, perché non sempre questo è possibile, però ci sono alcune patologie che se diagnosticate in modo adeguato possono essere trattate e trattate con la chirurgia. In particolar modo uno degli aspetti più importanti della cardiochirurgia è quello di poter fare una chirurgia conservativa, vale a dire non una chirurgia demolitiva sostitutiva, ma una chirurgia di tipo riparativo. Esistono alcune patologie in cui noi possiamo riparare e determinare una restituzione anatomica e funzionale delle valvole, per esempio. Allora, lei lavora in una oasi felice, nel senso che la Marca Trevigiana l'ULSS 2 insomma, ha una scuola eccezionale, è un fiore all'occhiello della sanità veneta, sì, ma anche della sanità italiana direi, e dal 1995 insomma, è stato sotto le ali questa chirurgia del professor Valfrè. Pensate che ha fatto 12.000 interventi, di cui almeno 10.000 circolazioni extracorporee. Allora lei ha lavorato con questo dottore, giusto? Finché non è andato in pensione, io ho lavorato con il dottor Valfrè, che è stato il mio maestro, ecco. E devo dire, ho scelto di venire a Treviso, ormai sono 15 anni fa, proprio perché la scuola trevigiana era una scuola rinomata in tutta Italia per le innovative tecniche che aveva introdotto, in particolar modo per quanto riguarda la riparazione della valvola mitralica. Che è insomma una patologia molto diffusa nella popolazione italiana, che non porta sempre l'intervento, ma che va tenuta sotto controllo. Diciamo che riguarda circa, il 2-3% esatto, riguarda il 2-3% della popolazione il prolasso della valvola mitralica.
È una patologia che si eredita, nel senso che ha una ereditarietà, si eredita fondamentalmente la predisposizione a sviluppare il prolasso. Non è detto che questo prolasso esiti in una disfunzione della valvola. Cioè uno ci può nascere, vivere, stare bene e non avere mai problemi. Figli, come il colore degli occhi, il colore dei capelli, Mendel la sapeva lunga, l'ereditarietà. Senta, abbiamo una telefonata, sì. La prendiamo. Pronto, buongiorno, buon martedì, visto che siamo di martedì oggi. Pronto? Altrettanto buon martedì a voi e a tutti quelli che sono in ascolto, buongiorno. Prego signora, buongiorno. Grazie dell'opportunità. 2 domande secche. Purtroppo per esperienze familiari e parentali ho visto che nella cardiologia ci sono dei buoni cardiochirurghi, ma dei bruttini, diciamo così, usiamo un eufemismo, cardiologi, in quanto che non ascoltano assolutamente il paziente. Di conseguenza diagnosi, non diagnosi, se non paternali di buone parole, e si aspetta sempre l'evento. Ma non sarebbe meglio cercare di ascoltare di più i pazienti e sforzarsi un attimo e ci essere sempre di corsa veloci, pur andando in visita a pagamento, e ci mancherebbe, e vedere di fare delle diagnosi in modo da non arrivare sempre alla cardiochirurgia, che effettivamente c'è tanto di cappello. Cioè, sarebbe il caso che il paziente fosse ascoltato per tempo, evitando così un intervento chirurgico al cuore. Esatto, non si può basare solo su 2 esami e dire aspettiamo e andiamo a vedere un'altra domanda. L'elettrocardiogramma e intanto aspettiamo, temporeggiamo, giusto? Esatto, signora? un'altra domanda. Prego. Per cortesia, e poi chiudo che non voglio approfittare troppo. Esiste a Padova o a Treviso, che lei sappia, cioè il cardiologo per le malattie rare, e se sì, se ha qualche indicazione? Allora signora, intanto la ringrazio per la sua telefonata, cercheremo di farle dare una risposta. 0422 1626 798, siamo qui con il direttore facente funzione dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Giuseppe Minniti, affaracci suoi adesso a rispondere alla signora. No, allora sulla questione dei medici abbiamo un po' la sensazione alle volte, quando sei paziente, che il medico temporeggi magari e soprattutto dice non mi ascolta, non ascolta quelle che sono le mie esigenze. Allora io ritengo che questo sia un aspetto fondamentale, l'ascolto del paziente. Anzi, io ritengo che la cosa fondamentale sia proprio creare un'alleanza con il paziente e con i familiari, perché la patologia, qualunque patologia, ma a maggior ragione la patologia del cuore, la patologia cardiochirurgica, è una patologia che va affrontata insieme, cioè è necessaria un'altissima motivazione da parte dell'operatore, ma è necessaria anche un'altissima motivazione da parte del paziente e dei familiari del paziente. E tutto questo lavoro di ascolto del paziente è quello su cui noi spingiamo di più, sì, sia noi sia i colleghi cardiologi. Il fatto che a volte la signora diceva si temporeggia, in realtà direi che più che temporeggiare noi dobbiamo intervenire al momento giusto. Cioè voi fate una valutazione d'insieme, visto che lavorate spesso in team, Noi lavoriamo no? sempre in team, ecco. Le decisioni vengono prese sempre in team, ma per un motivo molto semplice, perché l'intervento chirurgico non è un intervento che ha un rischio zero. Ecco. Un intervento cardiochirurgico è un intervento che ha un rischio che può essere a volte anche significativo. Ovviamente noi mettiamo sul piatto della bilancia quanto il paziente rischia senza intervento rispetto a quanto il paziente rischia con l'intervento. Quindi se diciamo, il vantaggio dell'intervento è così superiore, allora andiamo con l'intervento chirurgico, altrimenti possiamo aspettare oppure decidere per una strategia alternativa all'intervento chirurgico. Poi chiedeva la signora se esiste a Treviso, a Padova, lei che sappia, un cardiologo deputato per le malattie rare o comunque che abbia questa valenza. Ma io direi che questo aspetto è un aspetto che va in qualche modo gestito insieme con appunto un cardiologo della cardiologia di riferimento, e quindi qui abbiamo per esempio il dottor Cernetti, e poi appoggiarsi per esempio anche alla professora Agostini. Allora lo ripeta bene alla nostra telecamera, quindi sì, lei nella Marca 2 ULSS 2. Nella Marca Trevigiana noi abbiamo il dottor Cernetti, che è il direttore della cardiologia di Treviso, e quindi ci si può rivolgere tranquillamente a lui per questo aspetto, e
insieme in team possiamo anche verificare con il professor Agostini, che è il direttore della medicina interna della ULSS 2 di Treviso, che è un esperto in malattie rare, unire insieme queste due professionalità e verificare qual è il miglior trattamento per un'eventuale malattia rara. Allora, su una eventuale malattia rara, spero che la signora abbia preso appunti perché sono informazioni importanti. 0422 16 26 798 se volete approfittare, perché oggi insomma a man bassa bisogna approfittare se volete delle risposte dal nostro medico. Quindi insomma in questi 33 anni la cardiochirurgia ha fatto passi da giganti, sia da un punto di vista umano, perché ci vuole un supporto umano e psicologico, sia da un punto di vista tecnologico, perché comunque la tecnologia conta, ma anche nella preparazione, la casistica, il numero di interventi. Ne fate tanti voi, giusto? Guardi, innanzitutto noi siamo centro hub, cioè siamo centro di riferimento per un'area vasta di oltre 1 milione di abitanti, che è la provincia di Treviso e la provincia di Belluno. L'ultimo anno abbiamo fatto oltre 760 interventi e il programma è di aumentare ulteriormente l'attività al fine di coprire completamente il fabbisogno dell'area vasta e possibilmente anche extraregione, perché ci sono molti pazienti extraregione, molti colleghi cardiologi extraregione che chiedono di inviarci pazienti. Allora, lei ci ha portato anche una serie di immagini che sono immagini molto importanti. Prima di tutto, allora, abbiamo detto che ci sono delle patologie per le quali viene predisposta la chirurgia, perché non si può temporeggiare. A un certo punto bisogna lavorare, come si suol dire, a cuore aperto, no? E per fortuna lo maneggia bene, vero? Si spera. Quindi, a un certo punto, non so, pensiamo anche alla valvola alla mitralica. Bisogna operarla se è necessario, giusto? Allora, la valvola mitralica è uno di quegli ambiti in cui Treviso eccelle perché in 33 anni sono state codificate delle tecniche che consentono una riparazione completamente fisiologica della valvola mitralica. Qua vediamo un esempio di riparazione completamente fisiologica della valvola mitralica. Noi estraiamo, isoliamo una parte di pericardio, che è il sacco che contiene il cuore, e con quello andiamo a fare una riparazione completamente con materiale biologico autologo, cioè proprio del paziente. E questo è un vantaggio molto importante, non soltanto perché la dinamica del cuore rimane preservata in modo eccezionale ed esattamente come ma poi volevo sottolineare che mentre vediamo queste immagini bellissime, il campo operatorio è piccolo, è ridottissimo. Allora, in questo caso il campo operatorio è un campo operatorio non piccolissimo, perché è un campo operatorio con sternotomia, però la sternotomia ci consente di isolare il pericardio e quindi fare una ricostruzione completamente biologica, che ha il vantaggio fondamentale di essere molto resistente, per esempio, alle infezioni, che sono un problema fondamentale, chiaramente, esattamente, anche soprattutto nel lungo periodo. Anche perché vogliamo ricordare che ci sono in Italia, in valvole malate, ci sono più di 1 milione di persone, siamo 60 milioni di abitanti, 1 milione che lo sanno, poi c'è chi non lo sa, però ci sono circa 30.000 interventi all'anno e soprattutto il 10% della popolazione over 65 necessita di questa tipologia di interventi, perché viviamo tanto, arriviamo alla quinta età e dobbiamo arrivare perfetti. Prendo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno? Buongiorno, sono la signora Bertilla e volevo chiedere un'informazione e una domanda al professor Ligniti. Dunque, io ho la valvola mitralica convessa ormai da anni e faccio i controlli periodici, l'elettrocardiogramma normale, e finora mi hanno detto che è tutto a posto, però volevo sapere che disturbi potrebbe dare la valvola mitralica nel caso in cui dovesse, non lo so, chiudersi di più, schiacciarsi di più, come mi hanno detto. Quali sono i disturbi che potrebbe dare? Cioè i sintomi che lei potrebbe avere, che capisce che la sua patologia sta peggiorando. E questo vuole sapere, signora Bertilla? Esatto. Allora, le faccio dare... quanti anni ha, signora? Scusi, che così l'ha dato... 64. 64. Grazie, signora. Ci segua che il dottore le dà una risposta, che fa parte poi di quel 10% della popolazione che abbiamo appena citato. Allora, quali disturbi potrebbe avere la signora nel momento nel quale la sua valvola comincia un po' a fare la matta? I disturbi che la signora a cui può andare incontro la signora sono innanzitutto una ridotta capacità di fare sforzi.
Cioè cos'è la scala per Sì, da mangiare la sua attività quotidiana? Esattamente, gli sforzi nella vita quotidiana, a un certo punto il paziente si accorge che non riesce più a fare quello che faceva solo poco tempo prima. Altra cosa importante, può avere una mancanza di fiato, il fatto di avere il cosiddetto fiato corto. Altra cosa che può insorgere sono le palpitazioni, cioè il cuore a un certo punto comincia ad andare più rapido di quanto dovrebbe e in modo aritmico, e questo è un tipico segnale del fatto che l'atrio, che è la camera che riceve il sangue nel caso di insufficienza mitralica o che diciamo così si distende in caso di stenosi mitralica, che l'atrio sta cominciando a dare segni di cedimento e che quindi può essere e quindi questa stenosi, questa chiusura comporta quindi tutti questi sintomi. Allora, signora, può comportare questi sintomi. Ma chi a casa ha appena ascoltato, magari se soffre di questa patologia ponga un po' di attenzione. Ovviamente sì, ma non viva con l'ansia, con lo stress, ma l'importante è avere un cardiologo di riferimento cui appunto andare con delle tempistiche che poi stabilisce il cardiologo al fine di cogliere il momento, parlavamo prima dell'attendismo, cogliere il momento giusto per fare l'intervento affinché i rischi dell'intervento siano assolutamente sormontati e bilanciati dai benefici dell'intervento stesso. Allora, 0422 1626 798, siamo qui a disposizione con Giuseppe Minniti, vi ricordo direttore facente funzioni dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'US 2 Marca Trevigiana. Approfittatene perché avete un signor medico qui a disposizione. Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui ancora in diretta 0422 1626 798 se volete parlare con il nostro esperto, il dottor Giuseppe Minniti. Abbiamo appena sentito insomma che il problema della plastica alla valvola è un problema da bilanciare e soprattutto, ricordiamolo dottore, è un problema da valutare col paziente. Non siamo tutti uguali, bisogna customizzare, bisogna realizzare un intervento come quando si va dal sarto, fare su misura un abito è fondamentale. Perfetto. Non è perché ho sentito l'amico o la cugina ma mio papà è andato me, ma mio nonno, no, sei tu davanti con lei, con un professionista. Prendiamo la telefonata perché oggi è gettonato, è gratis, quindi va bene così. Pronto, buongiorno. Buongiorno Danielina. Buongiorno. Oggi sei ha problemi di cuore? Ha problemi di cuore? Molti li scrivo tutti i problemi di cuore. Volevo fare una domanda al dottore riguardo all'atrofizzazione ventricolare atriale dovuta a un apporto di sali minerali sbagliato, come ad esempio magnesio, potassio, anche il cloro presente nell'acqua che è usato in campo militare come arma. Noi lo usiamo per disinfettare l'acqua, che può portare a una patologia simile alla conversazione delle valvole di cui parlava la signora prima, signora Bertilla. Buongiorno. Grazie. Allora, stanno attenti fra l'uno e l'altro. Allora, siccome siamo fatti di chimica, no? Siamo i figli delle stelle perché siamo il risultato di una composizione chimica e nulla si fa, nulla si distrugge, lui dice, ma l'atrofizzazione atriale ventricola, adesso non ho capito bene, dice è dovuta all'apporto errato di sali minerali, cioè possiamo con una dieta sbilanciata scorretta influire sulle patologie cardiache? No, in realtà su alcune patologie cardiache ovviamente sì, penso per esempio alla cardiopatia ischemica. Per quanto riguarda l'aspetto valvolare... Ma non siamo ancora in America, dottore, negli States. Non siamo ancora in America, però comunque per quanto riguarda la cardiopatia ischemica l'alimentazione può influire in modo significativo. Per quanto riguarda invece la patologia valvolare, direi che non ci sono evidenze che un apporto alimentare non adeguato, non idoneo, possa determinare un'alterazione delle valvole cardiache. Quindi da questo punto di vista starei tranquillo. Quindi insomma l'alimentazione va curata, dieta mediterranea, pochi grassi, mangiamo e beviamo un po' di tutto. È ovvio, anche perché, ripeto, la cardiopatia ischemica, cioè la cardiopatia per cui noi poi dobbiamo fare dei bypass coronarici qualora si sviluppassero delle stenosi severe alle coronarie, ovviamente
può essere in qualche modo indotta anche da un'alimentazione non bilanciata. Insomma, il miracolo dell'ombrellino, lo stent, quante vite salva, dottore? Ovviamente quello lì diciamo, è la prima... Allora, a proposito di valvole, e poi mandiamo anche il filmato, dice una mia conoscente ha sostituito la valvola cardiaca 12 anni fa, sa che bisognerebbe cambiarla, ma è vero? Sì, dipende, nel senso che se il paziente ha impiantato una bioprotesi, le bioprotesi noi sappiamo che hanno una degenerazione strutturale e quindi nell'arco di 10-12 anni. Anche perché è un intervento di 12 anni fa, dottore, è un'altra modalità magari rispetto all'oggi. No, è proprio una questione, nel momento in cui noi andiamo a impiantare una valvola biologica, la valvola biologica ha una sorta di vita media. 15 anni, 12. Esatto, questa valvola ha una vita che diciamo è intorno ai 12 anni, 10-12 anni. Dopo 12 anni può andare incontro alla degenerazione strutturale e di conseguenza può essere necessario fare una sostituzione. Quindi risposta sì. Assolutamente. Però è meno complicata la sostituzione perché magari il signore non va, ha paura, perché riprendersi poi da un intervento non è mai facilissimo. La sostituzione in realtà si è visto nelle casistiche mondiali, ha un po' più di rischio rispetto al primo intervento, ma non è un rischio proibitivo, è un rischio che è adeguato. In ogni caso, nei pazienti molto anziani, attualmente una delle terapie alternative è quella di non fare l'intervento chirurgico, ma impiantare una valvola per via percutanea, la cosiddetta TAVI, che viene inserita all'interno della vecchia valvola e quindi fa la funzione di una nuova valvola. Insomma, facciamola così, buttiamola un po' sul relax, è come quando a casa ti sostituiscono la vasca. Dico, veniamo in giornata, vi sostituiamo la vasca da bagno. Più o meno è un'alternativa, però è un'alternativa che fino a questo momento vale soltanto per i pazienti molto anziani o ad alto rischio. Chiaramente. Senta, poi ci ha portato un altro video in cui invece le cose sono fatte in maniera più bonsai, in maniera più piccola, in modo che le persone vedano anche la grande manualità e la grande capacità di chi opera a cuore aperto. La plastica della mitrale può essere approcciata anche con tecniche di tipo mini-invasivo. Qui vediamo un esempio, una tecnica mini-invasiva di una valvola insufficiente. Invece di fare una sternotomia mediana si fa una mini toracotomia destra e con uno strumentario particolare, con l'ausilio di una telecamera da toracoscopia, si esegue l'intervento. Con l'operatore che esegue tutte le manovre chirurgiche guardando le immagini del video riprese dalla telecamera. L'intervento sostanzialmente è identico, salvo per il fatto che non possiamo utilizzare del pericardio per fare l'anello, l'annuloplastica, dobbiamo utilizzare necessariamente un anello di tipo artificiale. Ecco, senta, quanto dura un intervento come questo? Perché a noi lo vediamo velocizzato. Sì, questi sono tutti interventi che durano dalle 3 alle 4 ore. La parte centrale, cioè la parte in cui il cuore sta fermo per consentirgli di operarlo, dura intorno ai 70-80 minuti. E in questo caso cosa succede? Si attiva una funzione di circolazione extracorporea? Allora, tutti questi interventi devono essere fatti con una circolazione extracorporea. La circolazione extracorporea altro non è che una pompa che fa da cuore e da polmone nel momento in cui dobbiamo... Sì, abbiamo una simulazione per far vedere esattamente come funziona la circolazione extracorporea. E quindi adesso andremo a vederla, perché poi le persone si chiedono cosa succederà, perché glielo chiedono, dottore, ma lei c'ha questo cuore fermo? Diciamo che la circolazione extracorporea è stata la svolta della cardiochirurgia. Dagli anni 50 in poi, gli anni 50 sono il periodo in cui è stata sviluppata questa macchina per la circolazione extracorporea, si è cominciata a sviluppare la cardiochirurgia moderna. La stanno vedendo anche i nostri telespettatori. Praticamente cannuliamo l'atrio del paziente, da cui dreniamo il sangue venoso poco ossigenato. Il sangue entra in una macchina, cuore-polmone, che ossigena il sangue, dopodiché per mezzo di una pompa inviamo questo sangue alla circolazione arteriosa e in questa maniera noi bypassiamo completamente il cuore e il polmone. Questo ci consente di fare cosa? Questo ci consente di andare a clampare l'aorta, quindi isolare il cuore dalla circolazione sistemica e quindi a cuore e sangue andare a fare l'intervento. Ora, chiaramente, se noi andiamo a clampare il cuore, cioè lo escludiamo dalla circolazione sistemica, potremmo rischiare un infarto del cuore. Chiaro. Per evitare questo noi somministriamo a livello delle coronarie sul cuore una soluzione cosiddetta cardioplegica, cioè una soluzione che riduce il metabolismo cardiaco e ci dà un periodo sicuro in cui possiamo tenere fermo il cuore di circa 4 ore.
Ma insomma, a sentirla lei la racconta così, poi invece chissà quante domande le fanno i pazienti, perché poi c'è l'angoscia per l'anestesia, l'angoscia perché il cuore comunque sta fermo. Comunque anche questa circolazione extracorporea è anche un po' un sogno di tutti gli sportivi, ciclisti, no? Di poter avere questo sangue super ossigenato. Ci sono ancora delle domande per lei, andiamo su Facebook. Ci sono dei controlli da fare per tenere alta la guardia e prevenire eventuali disfunzioni cardiache? Direi di sì, soprattutto se un paziente ha una familiarità per valvulopatia o se ha una familiarità per una cardiopatia ischemica o se ha una familiarità per dilatazione dell'aorta. In questi casi è bene fare almeno un controllo cardiologico, magari con un'ecografia, per vedere che, appunto, comunque affidarsi ad un cardiologo per vedere che tutto sia a posto. Senta, 0422 1626798 se volete parlare con il nostro professionista, con il nostro dottore, perché sono tante poi le implicazioni per la cardiochirurgia, anche il bypass l'abbiamo citato, ne parliamo un attimo perché è ormai un intervento che sentiamo fare un po' di routine, non dico come l'appendicite, però... Ma effettivamente è l'intervento chirurgico più eseguito al mondo, cardiochirurgico più eseguito al mondo. E allora ne parliamo dopo la pubblicità, quindi vi ricordo 0422 1626798, siamo qui a disposizione, avete il dottor Minniti, può darvi delle risposte, se avete dei quesiti, dei dubbi, non credete al vostro medico, volete un confronto, siamo a disposizione, torniamo dopo. 26798 se avete dei quesiti, oppure potete postare le vostre domande su Facebook. Allora, abbiamo parlato del bypass dello stent bypass, sono tutti interventi che sono diventati possiamo dire un po' di routine, ne fate tantissimi voi, giusto dottore? Sì, facciamo molti interventi di bypass coronarico, peraltro siamo accreditati all'Agenas per i volumi di bypass coronarico, cioè abbiamo una numerosità di interventi di bypass coronarico che ci consente di essere accreditati con l'Agenas, che è l'agenzia che si occupa della adeguatezza delle cardiochirurgie e dei centri in Italia. Il bypass coronarico, possiamo vedere una diapositiva, è il trattamento che viene riservato ai pazienti che presentano delle stenosi a livello delle coronarie. Laddove non è possibile fare un'angioplastica, interveniamo noi costruendo una sorta di ponti, come vedete nella diapositiva, che portano il sangue oltre il punto di restringimento della coronaria. Di fatto andiamo a rivascolarizzare completamente il cuore utilizzando una o due arterie mammarie, che è quel condotto rosso che si vede nella diapositiva, e poi possono essere utilizzati anche tratti di vena grande safena prelevati dalla gamba. Quindi o arterioso o venoso? Arterioso sicuramente, perché è l'arteria più importante del cuore, dobbiamo rivascolarizzarla sempre col condotto arterioso con l'arteria mammaria. Dopodiché possiamo decidere che approccio fare. Adesso per esempio sta prendendo piede a livello di letteratura internazionale un approccio ibrido, vale a dire il cardiochirurgo esegue l'intervento di bypass utilizzando l'arteria mammaria sull'arteria principale del cuore, dopodiché il cardiologo interventista si occupa di riaprire, dilatare le altre coronarie malate. Sempre in team, perché sentiamo... Sempre in team, sempre in team. Tutte queste decisioni vengono prese in team. In art team, come si dice, il team cuore. Quindi ricordiamo, quando lei esegue un intervento è perché vi siete consultati in una decina di medici. La decisione se sottoporre un paziente ad intervento di angioplastica o di sottoporlo ad intervento di bypass coronarico viene presa sempre in art team, cioè sempre con il consulto tra cardiologo e cardiochirurgo. Questo è fondamentale per dare il massimo della qualità, perché la decisione è una decisione strategica, bisogna soppesare come sempre benefici e rischi, e quindi i due professionisti si incontrano valutando tutta la documentazione e decidono qual è la strategia più appropriata per il paziente. Ecco, poi c'è una cosa molto interessante anche che ci ha portato ed è la plastica senza circolazione extracorporea. L'abbiamo vista, però me lo dirà dopo la telefonata, l'abbiamo vista prima con la circolazione extracorporea, con quale modalità si mantiene per questi 70 minuti il nostro sistema di vene in funzione, ma si può fare l'intervento anche senza tutto quel macchinario lì, però lo diciamo dopo la telefonata. Bene. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno. A lei e al suo gentile ospite. Buongiorno. Chi buongiorno parla? dottore. Chi parla?
Allora io ho avuto l'intervento l'11/3/2014, il primo. Ma al cuore... Il secondo intervento il 13/3/2014 per un disguido che devo ancora sempre sperare di capire, però sono qua che lo racconto. Adesso parlava dei tempi della valvola. La mia che è passato questo tempo, quanto tempo può durare ancora, dottore? Io vi ringrazio. Signore, quanti anni ha? Quanti anni ha? Allora io adesso faccio 83 anni a agosto. Un leone, bene, via. Congratulazioni. Senta, allora lei ha avuto un primo intervento l'11 marzo e il secondo il 13 marzo per un disguido alla valvola, giusto? Mi tratta. Perfetto, le faccio qua, dice quanto allora dopodiché io, dottoressa, mi lasci un attimino, non parli lei, mi lasci dire al dottore quello che penso di tutto loro. Allora io ho dovuto fare il giro del mondo per potermi fare l'intervento e poi quando mi hanno fatto l'intervento sono morto 3 volte e sono risuscitato e sono qua che lo racconto e li abbraccio di cuore, li abbraccio di cuore. Dottore, guardi la mia cartella clinica, lei si ricorda di me, perché lei si ricorda. Grazie. Certo. Tutta l'equipe. Allora, io la ringrazio e rimanga bello così energico, forte e avete cambiato il cuore perché lo sento bello gagliardo, evidentemente, forte. Ma la cosa dice, bella ha parlato di un disguido per l'intervento e di questa valvola sua quanto può durare? Allora, a 83 anni una valvola biologica può durare tranquillamente tutta la vita, perché abbiamo una durata, perché dopo i 60 anni i processi di degenerazione strutturale della valvola sono molto più rallentati, quindi a 83 anni una valvola messa nel 2014 può durare tranquillamente tutta la vita. Quindi stia tranquillo, vi abbraccia, vi saluta. Stare tranquillo, sono contento di sentirlo con questo vigore, e questa è una cosa che troviamo noi nei pazienti che si operano al cuore, cioè sono pazienti che rifioriscono dopo l'intervento, hanno una drammatica rinascita questi pazienti, ritrovano tutta la forza e hanno un allungamento della vita che di fatto è una vita che può diventare in certe condizioni, per certe patologie, lunga quanto sarebbe stata lunga senza la cardiopatia. E poi magari ci sono quelli che si mettono a fare sport perché si sentono... ma certo, loro possono fare tutto. Un paziente con questo vigore può mettersi magari pure si risposa, sì. Allora noi lo salutiamo veramente tanto. Allora abbiamo detto prima della telefonata cosa succede quando l'intervento si esegue senza questa circolazione extracorporea, perché si può fare. Chi la può fare? Allora, esiste un sottogruppo di pazienti ad altissimo rischio per circolazione extracorporea in cui può essere indispensabile fare un intervento senza circolazione extracorporea. Gli interventi senza circolazione extracorporea sono fondamentalmente 2, chirurgici: l'intervento di plastica mitrale senza circolazione extracorporea e l'intervento di bypass coronarico a cuore battente. Per quanto riguarda l'intervento di plastica mitrale in circolazione extracorporea, è un intervento che è stato codificato da non molto tempo ed è un intervento che si basa sulla introduzione a livello dell'apice del cuore di un particolare strumento e sotto guida ecocardiografica, abbiamo a disposizione un Eco 3D, sotto guida ecocardiografica andiamo ad agganciare con lo strumento il lembo la cui corda tendinea si è rotta e una volta agganciato il lembo con un uncino applichiamo una corda nuova in Gore-Tex, estraiamo la corda dall'apice del cuore e andiamo a fissare la corda tensionandola in maniera tale da ridurre quantomeno la insufficienza della valvola. E quindi è un intervento anche questo importante. E quindi è un intervento molto importante che ha
un punto di debolezza nel fatto che ancora non abbiamo un follow up lunghissimo, perché è un intervento che è stato messo in... cioè è standardizzato, codificato, però... È standardizzato, è codificato, ma è un intervento che utilizziamo nei pazienti ad elevato rischio, perché comunque ancora dobbiamo vedere nel tempo come si sviluppa, ed è un intervento che ha... Quindi avete una casistica standardizzata, un follow-up standardizzato, però chiaramente la risposta sulle persone ci vuole un periodo di 10-15 anni, non la sappiamo la risposta di 10-15 anni, quindi è competitivo ancora l'intervento fatto in circolazione extracorporea. Su un sottogruppo di pazienti ad alto rischio è possibile fare questo intervento, che può durare anche 15 anni, però in questo momento va selezionato e adeguato, perché poi appunto c'è bisogno di una risposta a 10 o 15 anni, come quando si introduce un farmaco, del resto è la stessa cosa. Ricordo che alle volte abbiamo avuto paura degli interventi, poi se leggiamo il famoso bugiardino, diciamo provoca anche la morte, eppure lo prendiamo. Certo. Pronto, buongiorno. Pronto? 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 Sì, prego. Volevo salutare il dottor Minniti, che mi ha operato 8 anni fa. Buongiorno. Buongiorno. È una emozione, sono ancora vivo, 8 anni, merita suo. La ringrazio. Mi rimaneva solo pochi giorni di vita, l'intervento è andato bene, con serenità ho affrontato l'intervento, perché ho trovato una persona che in pochi minuti mi ha spiegato come funzionava tutto l'intervento. È stato tranquillissimo, affrontando tutte le difficoltà, però con un ottimo risultato, e oggi sono ancora vivo. Posso sapere il suo nome, perché così almeno la salutiamo bene? Come si chiama? Luigi. Com'è? Luigi, signor Luigi, beh, ci ha raccontato un'emozione di vita che ha vissuto grazie al dottor Minniti. Grazie signor Luigi. Sono contento e sono contento soprattutto per essere riuscito a trasmetterle la serenità, cioè si deve affrontare un problema importante e è importante che il paziente si renda conto che si affronta insieme, cioè le sue ansie in qualche modo io me ne faccio carico e devo tranquillizzarla, devo farmi carico del suo problema e risolverlo, e lo risolviamo insieme. Signor Luigi, un abbraccio, grazie per la sua testimonianza, e vede che a far del bene, dottore, poi torna sempre indietro, no, cioè, la gente chiama, dice quello che pensa. 0422 16 26 798, se avete dei quesiti, volete anche testimoniare, perché è stata davvero piacevole questa testimonianza, siamo a disposizione, e poi siamo sempre su Facebook, ci sono anche altre domande. Noi torniamo subito dopo la pubblicità con il dottor Minniti, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 0422 16 26 798, se volete telefonare, avete dei quesiti e anche raccontare le vostre emozioni. Dottore, vado su Facebook, dice una signora soffre da svariati anni di extrasistole, questo può portare a dei peggioramenti con il tempo. Direi che soffrire di extrasistole è una cosa abbastanza comune. È chiaro che nella maggior parte dei casi questo non è un problema, non è una patologia che va trattata. In alcuni casi può essere segno di un problema. Direi che la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un cardiologo, ad un aritmologo, che in qualche modo possa diciamo così, verificare che si tratta di una patologia benigna, di un problema benigno. Anche perché purtroppo all'inizio alcune patologie cardiache sono silenti o comunque hanno dei sintomi che possono essere molto confusi con qualsiasi altra cosa, come reflusso gastrico, uno sente il dolore in questa zona, no, potrebbe essere reflusso, cioè, ci sono dei range difficili da stabilire. Però, per questo è necessario rivolgersi allo specialista, che in questo caso... L'elettrocardiogramma non ha mai fatto male a nessuno, e da lì poi si dipana che non sia niente, non sia nulla. Pronto, buongiorno. 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 Luciano. Prego. Senti, allora, sono Luciano, sono stato operato nel 2015 per la sostituzione della valvola aortica più un bypass.
Quello che Salutiamo volevo anche la chiedere al moglie. dottore, perché io sono entrato che ero sano, non avevo nessun problema, avevo solo un fiatone e mi hanno consigliato di farmi operare perché potevo rimanere in bicicletta, perché andavo tanto in bicicletta corsa. Sono entrato che avevo una forza enorme sulle gambe. Quando sono uscito, questa forza non l'ho più ritrovata, malgrado gli allenamenti. Non so spiegarmi perché. Ma quanti anni ha, scusi, signor Luciano? L'ho fatto nel 2015, adesso ho quasi 79. 79 anni e va ancora in bicicletta, se non ho capito male. Sì. Bravo, complimenti. Dai. Le faccio dare una risposta, magari il dottore ha bisogno di parlare, di avere qualche informazione. No, le faccio dare una risposta dal nostro dottor Giuseppe Minniti. Allora, signor Luciano, è chiaro che l'intervento che è stato fatto è stato un intervento che aveva la finalità di salvarle la vita, perché lei aveva una patologia della valvola aortica, una patologia ischemica, una cardiopatia ischemica, quindi avendo fatto bypass e valvola aortica è stato fatto un intervento molto complesso che le ha consentito e le consente di avere una vita sostanzialmente normale e di avere una vita che sarà lunga quanto deve essere. È chiaro che poi non è che noi riusciamo a spostare indietro le lancette dell'orologio, cioè non riusciamo a riportarla ai 40 anni, però è altrettanto chiaro che il beneficio dell'intervento è un beneficio che si estende nel lungo termine e quindi il fatto che lei riesca ad andare in bicicletta è il segno che l'intervento è stato un intervento efficace e dei bypass coronarici, quindi un intervento complesso, un doppio intervento e quindi direi che è un intervento che ha avuto un po' meno di forza, poi ci si deve un po' meno di abituare. forza, è un qualcosa che ci può stare, Poi uno si fissa, vero dottore, delle volte? Ma dobbiamo sempre partire dal presupposto che l'intervento viene fatto per salvare la vita e ovviamente per migliorare la qualità della vita e questo è il nostro scopo. Dopodiché come reagisce l'organismo per certi aspetti è un'incognita, generalmente reagisce bene, direi che nel caso del signor Luciano ha reagito molto bene. 0422162698, siamo qui a disposizione. Abbiamo ricordato all'inizio della nostra puntata che le patologie cardiache sono una delle prime cause di morte nel mondo e una persona che muore su 3 è proprio per attacchi, infarti, quindi il cuore va tenuto bene, va tenuto sotto controllo e allora ci sono tante persone che nel mondo hanno questo forellino e sono tutti un po' agitati perché qui si va a seconda della nazione, a seconda del paese. In alcuni paesi lo chiudono d'amblè, in altri dicono no, aspettiamo. Allora intanto stiamo parlando di che cosa? Io parlo del forellino così chi a casa c'è il buco sul cuore, non è come quella caramella che aveva la mente attorno, allora, no, è un forellino. Sì, stiamo parlando di una cardiopatia congenita, cioè la mancata chiusura del setto interatriale e la permanenza di cosiddetto forame ovale. È un tipo di problema che può essere risolto chirurgicamente, ma più frequentemente viene risolto dai colleghi cardiologi interventisti attraverso l'applicazione di una sorta di ombrellino che va a chiudere il foro e quindi chiudendo questo foro abbiamo una riduzione di quello che è lo shunt e in certi casi anche una riduzione di quelli che sono i rischi connessi a questo tipo di problema, cioè il fatto che ci possa essere un passaggio di sangue tra le due camere atriali con anche possibile passaggio di frammenti di emboli che possono andare in circolazione e quindi determinare danno. Vabbè, dopo lì uno fa tutti i test, il bubble test, altre cose. Esistono dei test sulle indicazioni, esistono dei test per valutare se è il caso di fare questo tipo di procedura, ma la procedura di per sé è una procedura che viene fatta per via percutanea. Allora, lei ci ha portato anche 4 belle immagini, tra le quali c'è anche una non cicatrice, diciamola così, una bella immagine di una buona chiusura. Vediamo se il collega della regia riesce a mandarcele e così ci dice a che cosa si riferiscono. Ecco, eccoci qua, dovremmo esserci con quelle. Eccolo qua, questo che cos'è? L'esito di un. Questo qua è l'esito di un intervento di riparazione della valvola mitralica attuato con la tecnica che abbiamo visto prima, cioè con la tecnica toracoscopica. Vedete quelle due piccole cicatrici lateralmente rispetto al torace del paziente, sono la cicatrice della zona di introduzione della telecamera,
e poi abbiamo proprio la ferita attraverso cui abbiamo fatto la riparazione della valvola mitralica. Il vantaggio fondamentale di questo tipo di tecnica è che consente, rispetto alla stenotomia, consente una ripresa molto più rapida, mentre per la stenotomia ci vogliono 2 mesi per una ripresa completa, ma per ripresa intendo non il fatto di poter camminare o di poter fare le normali attività della vita, intendo il fatto di poter muovere il torace adeguatamente, per esempio guidando la macchina. Ci vogliono 2 mesi con la stenotomia. Con questo tipo di intervento le cose sono molto più accelerate ed è questo fondamentalmente il vantaggio di questo tipo di intervento, perché in 1 o 2 settimane, in 2 o 3 settimane riusciamo a tornare alle normali attività quotidiane. Quindi si possono sollevare le borse, la spesa, guidare, fare tutti i movimenti che sono 180 gradi per quanto riguarda le braccia. Questo è il vantaggio sostanziale. Non è detto che a tutti interessi questo vantaggio, magari una mamma sì, una donna sì, una nonna. Esattamente, una donna anche perché da un punto di vista estetico ovviamente abbiamo un vantaggio importante, però quello che è fondamentale è che noi dobbiamo riparare la valvola, questo è l'aspetto fondamentale, la riparazione della valvola è il nostro obiettivo. Che approccio attuare è una cosa che caliamo su ogni paziente, cioè ogni paziente deve avere la personalizzazione dell'approccio, perché per ogni paziente ci può essere una convenienza o meno a fare un approccio rispetto ad un altro approccio. E questa a quanta distanza dall'intervento? Quanto era passato? Così ci facciamo un'idea sul post... qui sarà passato 1 mese probabilmente dall'intervento. Poi col tempo anche la cicatrice. Sì, praticamente non si vede più nulla. Okay. Poi ci ha portato anche altre diapositive, così le possiamo anche commentare, visto che siamo quasi in chiusura, ma così facciamo un po' il tutto. Ci ha portato altre diapositive, giusto, da che possiamo vederne? Sì, per esempio una diapositiva importante è una diapositiva sulla dissezione aortica, che è una delle domande che ci pongono i pazienti più frequentemente. La dissezione aortica è uno dei problemi più gravi che possiamo incontrare nella pratica cardiochirurgica. Si tratta praticamente della rottura dell'aorta ascendente, in cui la parte interna del lume, l'aorta ascendente è il vaso che raccoglie, l'arteria che raccoglie tutto il sangue che esce dal cuore. E lo distribuisce, diciamo, a tutto l'organismo. In caso di dissezione aortica, come conseguenza di una patologia aterosclerotica, come conseguenza di un aneurisma dell'aorta, la parte interna, se possiamo vedere la diapositiva, la parte interna dell'aorta si rompe e si determina uno slaminamento della parete, per cui si creano 2 lumi, un lume vero attraverso cui normalmente passa il sangue e un lume falso attraverso cui passa, anche in questo caso, il sangue a pressione e che determina la compressione del lume vero. È una patologia molto grave, è una patologia che comporta una mortalità, se non si interviene, del 2% l'ora e quindi obbliga nella prima sala operatoria disponibile a fare un intervento chirurgico. Anche perché poi questo mi sembra sia un tipo di patologia che possa colpire un gran numero di soggetti, dopo una certa età chiaramente. Allora, noi operiamo circa 40 pazienti all'anno per dissezione aortica. Se mettiamo anche la dissezione dell'aorta toracica discendente andiamo intorno ai 50 pazienti all'anno, quindi sono molti pazienti. Sono molti pazienti. Dottore, cosa le devo dire? Che siamo arrivati alla parola fine per questa puntata. Intanto la ringraziamo per tutte le informazioni e le spiegazioni che ha dato ai nostri pazienti. C'è qualche raccomandazione da fare, perché adesso anche con il periodo estivo siamo tutti sportivi, siamo tutti eroi? Allora io faccio una raccomandazione che è un problema che mi sta molto a cuore. Nei pazienti che vengono operati di sostituzione valvolare o comunque che hanno fatto una chirurgia valvolare, consiglio a questi pazienti di stare attenti alla febbre, perché purtroppo sempre c'è un aumento di una patologia che è abbastanza rara, ma che è in progressivo aumento, cioè l'infezione delle valvole cardiache. Non è niente di problematico se viene colta in tempo, per cui un paziente che ha avuto diciamo, un intervento sulle valvole cardiache, che ha una febbre di origine incerta che non sia direttamente riconducibile a un raffreddore o una cosa del genere, è bene che si rivolga magari al proprio cardiologo per un approfondimento e per escludere che ci siano poi problemi, perché comunque le porte d'ingresso di eventuali infezioni possono essere i denti, può essere l'intestino, polipi, qualsiasi e
nel momento in cui noi abbiamo un elemento artificiale all'interno del cuore bisogna stare attenti che non ci sia un germe in giro. Maneggiare con cura, come quando si va dal dentista c'è chi fa la profilassi. Esattamente, bisogna valutare bene questo aspetto. Bene, questo mi sembra un consiglio ottimo. Grazie a tutti coloro che hanno chiamato, chi ha postato, chi ci ha guardato da casa, e ringrazio davvero molto il dottor Giuseppe Minniti, direttore facente funzioni dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, per essere stato in nostra compagnia. Come sempre ore 13, torna domani, arrivederci.